Buongiorno, in diretta Focus TG, ancora furti, ancora razzie nelle abitazioni dei veneti, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, è un assedio senza fine. Alberto Stefani con Mario Conte, il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, andranno, anzi sono andati a Roma a parlare con il ministro Piantedosi, vedremo se usciranno delle notizie importanti dopo questo blitz nella capitale. Intanto furti nelle abitazioni ancora a Rossano Veneto, a Cartigliano, a Tezze sul Brenta, soprattutto la Marca trevigiana è quella più colpita da queste bande di predoni. Tra poco ci collegheremo con Monica Smidere per avere i particolari di questi ultimi assalti. Intanto vediamo anche le aziende che vengono colpite. Siamo a Tezze sul Brenta, vediamo. Verso le 17 e praticamente le videocamere hanno rilevato un furgoncino bianco, precisamente un doblò bianco, e passare appunto davanti il nostro fabbricato sito a Tezze sul Brenta, e praticamente avevano un lenzuolo attaccato dietro per far sì che la targa non si vedesse. Ci racconta il titolare. Un tentato furto, è già il secondo quest'anno nella fabbrica metalmeccanica di Tezze sul Brenta. Un piano ben studiato, sembra che i tre malviventi sapessero già dove andare e cosa cercare. E secondo noi più che altro erano interessati, secondo me, a materiale ferroso, diciamo tipo bronzo, alluminio, cosa un po' più costosa, insomma, ecco, perché gli uffici non li hanno neanche guardati, sono andati direttamente proprio in produzione. E appunto, spaventati poi dalle videocamere di fretta, sono usciti dalla porta su retro. Dopo circa 20 minuti se ne sono andati a mani vuote, ma il titolare sa bene qual era il loro obiettivo. Si sono soffermati proprio dove abbiamo il materiale ferroso e in cerca sicuramente di, io lo so per esperienza, perché di solito quando entrano sulle aziende ormai se entrano sulle case cercano oro e soldi, se entrano diciamo sulle fabbriche cercano principalmente del materiale che sia facilmente smerciabile, e cioè ferro. È per questo che mette in guardia chi opera nel settore. Non bisognerebbe mai ritirare rottami non bollati o non riconducibili a un'azienda, sottolinea. Resta in ogni caso lo spavento e la rabbia per quanto accaduto. Entrano in un tuo stabile senza permesso, insomma, ecco, che dopo prendano o non prendano è proprio una questione di principio, insomma. E restiamo nell'Alto Vicentino perché ci sono furti a raffica in tanti paesi che sono stati ripetutamente assaltati dai ladri. Andiamo in diretta da Monica Smidere. A te, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. L'area del Bassanese è un'area particolarmente colpita dall'emergenza furti. Nelle ultime settimane abbiamo raccontato nei nostri telegiornali dell'escalation, della raffica di furti che si sta registrando in questo territorio. I comuni di Tezze sul Brenta, ma anche Barostica, Pianezze, Cartigliano, Rossano Veneto, Bassano del Grappa sono comuni particolarmente colpiti da questa emergenza. La gente ha paura, abbiamo raccontato sempre ai nostri microfoni la paura della gente che cambia anche abitudini di vita. Qualcuno ci racconta non esco più la sera, oppure se esco io resta in casa mia moglie. Questo per dare il polso della situazione, di ciò che si sta vivendo in questo territorio. È ovvio che le politiche della sicurezza non possono essere limitate al singolo comune, ma devono essere sovracomunali. In questo momento si cerca la banda della Panda Nera. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza del comune di Rossano Veneto, Paolo Trentin. Grazie assessore, buongiorno. Allora, come si sta vivendo questa situazione?
La situazione, come ha detto lei, è un'escalation di furti che colpisce di più la sfacciataggine che hanno questi personaggi, perché si presentano in orari abbastanza improbabili, tipo le 5:30, 6, 6:30, 7 di sera, dove ci sono le persone che sono già a casa, sono nell'ambito familiare e non si pongono problemi ad entrare. La gente che cosa vi racconta, che cosa chiede a voi assessori, quindi prime sentinelle sul territorio? Allora noi, parlo come Comune di Rossano Veneto, a parte un grosso impianto di videosorveglianza che abbiamo a livello comunale, stiamo incentivando, stiamo aumentando i pattugliamenti, però il personale che abbiamo è limitato per avere una copertura ideale, diciamo. C'è una grossa sinergia, collaborazione con i comuni limitrofi, fare i vari corpi di polizia locale, con i carabinieri in generale. E questo ci aiuta un attimo a essere presenti nel territorio. Da parte della prefettura avete riscontri, molti comuni, assessore, stanno attivando le procedure di controllo di vicinato, ma sono procedure piuttosto lunghe. Sono lunghe e complicate. Sappiamo che molti cittadini si sono organizzati con gruppi WhatsApp per vie, e se il servizio, tra virgolette servizio fatto da questi cittadini, è gestito bene, che non diventi magari un al lupo che poi può creare più problemi che il resto. Se è un servizio fatto con testa e con coscienza, è un contributo valido alle forze dell'ordine, anche questi gruppi qua di WhatsApp. Vuol dire qualcosa ai suoi cittadini, alla gente che è così tanto impaurita in questo periodo, soprattutto prenatalizio? Guardi, io sono stato colpito qualche anno fa, anche io ho subito 2 furti e so cosa provano le persone che subiscono furti in casa, perché viene violata la propria dimora, il proprio ambiente familiare. Io consiglio anche degli antifurti, degli allarmi che con pochi euro sono comunque un deterrente per questi personaggi qua. Con pochi euro trovi delle telecamere che suonano all'infrazione, all'intrusione, e sono comunque un disincentivo. Ecco. Io ringrazio l'assessore alla sicurezza del comune di Rossano Veneto Paolo Trentin. Se non ci sono domande, direttore, restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Monica Smider, al nostro operatore Alessandro Costacurta, Alberto Pivetta. Grazie. Adesso andiamo a Venezia, dove di solito diamo conto dei colpi messi a segno da borseggiatrici e borseggiatori, ma c'è anche il versante dei furti sui taxi acque. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, perdonerete se ci vedete in movimento, ma ci troviamo proprio a bordo di un taxi acqueo, per cui quando passano altre imbarcazioni si attiva il cosiddetto ormai moto ondoso. Allora, qui insieme a me c'è Andrea che appunto lavora appunto su questo taxi acqueo per questa azienda, e quello di cui stavamo parlando proprio poco prima di collegarci sono i continui furti a raffica che subiscono sia taxi acquei che barche qui a Venezia, soprattutto nell'ultimo periodo. Lei stesso, Andrea, in pochissimo tempo si è trovato a doverne subire. Che cosa è successo? Nel giro di una settimana più o meno lo stesso furto. Hanno aperto tutti i cassetti e mi hanno controllato se c'era qualcosa da rubare e basta. Lei come li ha trovati? Perché prima ci stava proprio facendo... Così, se volete vi faccio vedere. Ho trovato tutto aperto, tutto messo in disordine, così, trafugando il cassetto, anche questo aperto. L'hanno trafugato, ma alla fine non hanno portato via niente, perché non c'è niente da rubare, ci sono solo attrezzature da lavoro eccetera. Quindi però il tentativo di cercare qualcosa di furto è l'intenzione di trovare qualcosa, quindi è già la seconda volta questa settimana. Tutte e due alla stessa maniera, di solito c'è il tendalino, abbiamo un telo di copertura che chiude, praticamente l'hanno tolto e hanno fatto sti malanni, insomma. Ecco, ma secondo lei sono mani esperte? Perché mi raccontavano anche degli altri colleghi che altre imbarcazioni sono state prese di mira. Un collega ho saputo che hanno portato via i documenti della barca, e è una bella rottura di scatole. Rifare tutti i documenti, bisogna andare in capitaneria,
è un iter burocratico incredibile e quindi è un danno secondo me e anche secondo i miei colleghi, sicuro. Ecco, naturalmente non vi sentite protetti né tutelati? Che no, certo che no. Non siamo protetti, non siamo tutelati, vabbè, quindi così. Senta, quante barche sono anche state prese di mira? Perché prima mi raccontava anche in altre zone, ovviamente non solo questa. Ma non c'è un ordine perché si sa, i ladri vanno dove capita. So che anche qui in Piazzale Roma succedono le cose, anche a altre nostre barche è successo e sempre con le stesse modalità, non so cosa vadano in cerca perché le barche non hanno niente da portare via. Senta Andrea, qualcuno ha anche detto ci toccherà dormire all'interno dei nostri mezzi. Sì, perché se fanno malanni più gravi sì, perché ovviamente le barche hanno dei costi, sono tutte preparate per della clientela particolare e quindi se fanno malanni sono tanti soldi per sistemarle. Ecco, questo è il problema, più che altro magari non trovano nulla da portare via, però i danni sono consistenti poi. Le danneggiano, sì. Guardate voi dentro come sono allestite, sono tutte perfette, sempre preparate appunto per servizi particolari e anche non, logicamente. Comunque deve essere sempre perfetta la barca. Ecco, avete dunque sentito, direttore, anche barche e taxiacqui presi di mira qui a Venezia. Non bastavano i borseggiatori, come hai anticipato all'inizio del nostro collegamento, ora anche i tassisti e i proprietari di imbarcazioni dovranno pensare a come fare per evitare che i ladri rubino o danneggino ancor peggio queste imbarcazioni. Io ringrazio Andrea, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori. Sandro Ponchio, no, chi era l'operatore? Sandro Ponchio. Vanno sempre citati i nostri tecnici perché fanno una parte ovviamente essenziale, fondamentale, difficile, faticosa di questo mestiere. Vediamo ancora furti, questa volta sempre nelle abitazioni. È stata una serata drammatica a Cavrié, in frazione di San Biagio di Callalta nel Trevigiano. Un signore addirittura si è ritrovato i ladri in casa mentre faceva la doccia. Ieri sera ero a casa, mio figlio mi chiama, mi fa: mamma, guarda che hanno tentato di entrare dentro casa. Lui era sotto la doccia e l'ha chiamato il vicino di casa, l'ha detto: Tommaso, guarda che hai i ladri. Lui nel frattempo si è vestito, è uscito, ma ormai loro erano già spariti. Hanno cavalcato la rete del vicinato e poi successivamente un'altra rete di un altro vicinato e da lì sono fuggiti. Ancora un'allerta generale, ancora ladri in azione a Cavrié di San Biagio di Callalta, dove le luci delle torce dei malviventi hanno illuminato in maniera inquietante parte della serata tra le case e tra i campi. Qualcuno ha avvistato un furgone giallo con il tettuccio bianco. Segnalazioni si sono susseguite tra via Fornasata e Borgo Cattanei, con la chat di controllo del vicinato che presto si è popolata di messaggi. Alla fine tanta paura ma nessun furto compiuto. Forse la mobilitazione dei residenti ha fatto la differenza dopo settimane difficilissime. Certo, l'esasperazione è evidente. Io sono stanca veramente, perché per me sono stati 5 volte. Sono stati da un mio figlio, adesso ho tentato di andare qua, non è possibile andare avanti così. Io quando arrivo a casa la sera alle 6, 6 e mezzo, 7, la prima cosa che faccio, mi faccio partire l'allarme. Non sapevamo proprio come salvarsi, è un disastro, nel vero senso della parola. E sarebbe bene che ciappasse, che mettesse dentro e che tagliasse un deo il giorno e farli tribuare. Avevamo paura di tutto ormai, avevamo paura. Vediamo anche la polizia locale che per affrontare questa recrudescenza del crimine deve potersi tutelare, quindi in questo caso siamo nei comuni di Mussolente e Cassola, dove appunto è arrivato il taser di ultimissima generazione. Il taser è
inoltre in dotazione della Polizia Locale di Mussolente e Cassola, secondo comando nel Vicentino accanto al Consorzio Nevi, a utilizzare questo strumento mirato a incrementare la sicurezza operativa e ridurre il ricorso al contatto fisico tra agenti e malviventi. L'introduzione del dispositivo arriva dopo un lungo e complesso percorso passato anche in entrambi i consigli comunali. 2 gli strumenti acquistati dai 2 enti per una spesa di 14.000 euro. Questo è una strumentazione di ultima generazione, quindi anche con minori effetti collaterali, chiamiamoli, anche se sappiamo che nel momento in cui dovesse essere utilizzato c'è tutto un protocollo a cui i nostri poliziotti sono stati addestrati, che prevede tra le altre cose anche l'allerta nei confronti del 118. È un'arma e quindi nell'utilizzo di un'arma di qualsiasi tipo essa sia, chiaramente il suo utilizzo va ben pesato. È stato studiato appositamente proprio per ridurre al minimo quelli che sono i rischi a livello cardiaco del soggetto eventualmente attinto dai dardi. Ma prima di sparare i dardi si attiva un protocollo di avvertimento del soggetto per farlo desistere da comportamenti non consoni, con luci stroboscopiche e segnali acustici. Gli agenti dovranno sempre uscire in coppia, uno con il taser, l'altro con bodycam sempre attiva, in registrazione perché, spiega Munari, niente deve essere lasciato al caso. L'adozione dello strumento inoltre va a affiancare tutto un percorso che le 2 amministrazioni stanno portando avanti per la tutela della sicurezza dei cittadini. Ci stiamo attivando per mettere in atto il controllo di vicinato e nei prossimi mesi ci vedremo impegnati nell'attuarlo formalmente. Ma poi non ci fermiamo qui, vogliamo implementare anche la videosorveglianza, anche attraverso un progetto di videosorveglianza partecipata, e vogliamo anche utilizzare, passatemi il termine, le associazioni di volontariato del territorio, penso all'Associazione Nazionale Carabinieri, per dare un maggior presidio sul territorio anche nelle ore diurne. Arrestati dalla polizia 2 ladri, in questo caso si tratta di 2 giovani tunisini. Uno dei 2 è stato sorpreso dentro un locale di Abano Terme che era stato circondato dagli agenti. L'operazione di controllo è partita nel cuore della notte dell'8 dicembre, quando, intorno alle 4:30, da un locale di Abano Terme è scattata la segnalazione di avvenuta intrusione alla centrale della questura di Padova. Arrivati sul posto, 3 equipaggi delle volanti hanno circondato l'edificio che si trova in via Romana Aponense e sono entrati. Qui hanno trovato un tunisino di 22 anni che stava tentando di forzare alcuni cassetti e che ha provato a garantirsi la fuga colpendo gli agenti con calci e pugni, tanto che 2 poliziotti hanno avuto una prognosi di 10 e 5 giorni. Alla fine il giovane è stato fermato e arrestato. Poco dopo, in un camper nei pressi dove quest'ultimo viveva, la polizia ha arrestato anche il complice, un tunisino di 21 anni. I 2 hanno diversi precedenti per spaccio e furti in abitazione. Il 21enne irregolare, il 22enne un permesso di soggiorno come richiedente asilo. Indagini sono in corso per capire se i 2 tunisini sono responsabili di altri furti avvenuti nella zona con le stesse modalità. Di Caragiani, adesso andiamo a Treviso da Christian Arboit perché c'è un vertice in prefettura dopo la brutale aggressione ai danni di 4 giovani che sono stati picchiati da una banda di coetanei. Andiamo in diretta da Christian Arboit. Buongiorno direttore, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Un vertice molto atteso quello di oggi, si è appena avviato dietro questa porta. Siamo nel salone della prefettura, a guidare il tavolo ovviamente il prefetto Angelo Sidoti, presente il sindaco di Treviso Mario Conte, i vertici delle principali forze dell'ordine. C'è il comandante dei Carabinieri Massimo Ribaudo, c'è il questore Alessandra Simone, poi i vertici della Guardia di Finanza, il comandante della Polizia Locale Patrick Antonello. Chiaramente sullo sfondo c'è l'aggressione di sabato sera brutale a Porta San Tommaso. Questi ragazzi, 4 ragazzi che sono stati oggetto delle attenzioni del branco. 3 di loro sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il ragazzo, il 19enne più
grave che ha riportato una prognosi di 20 giorni, proprio in queste ore è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mascella. Il vertice quindi è in corso, capiremo insieme nel proseguo della giornata quali saranno le determinazioni. Non si parla solo di baby gang, ma si parla anche di controlli a Natale. Ma rimanendo sui fatti di sabato sera a Porta San Tommaso, le indagini proseguono senza sosta, si sta scandagliando la videosorveglianza pubblica e privata di tutta l'area, ma facciamo il punto nel servizio. Abbiamo messo a disposizione le immagini che in questo momento stanno analizzando e ovviamente siamo pronti a supportare le indagini come necessario che sia. E proprio le telecamere pubbliche e private posizionate a ridosso di Porta San Tommaso potrebbero consentire agli agenti della squadra mobile di Treviso di stringere il cerchio attorno alla banda di giovanissimi che sabato sera ha aggredito brutalmente dei coetanei poco dopo le 22, procurando loro contusioni e ferite. Si procede per lesioni in concorso. Al momento i soggetti identificati sono 4, un maggiorenne di nazionalità kosovara e 3 minorenni italiani di seconda generazione, 2 dei quali con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, insomma dei volti noti a dispetto dell'età. Altri nomi potrebbero emergere nelle prossime ore man mano che si visioneranno i filmati. All'appello mancherebbero altri 4 soggetti, stando almeno alla descrizione fatta dalle vittime. Solo al Bottegon, locale simbolo della zona, ci sono 9 telecamere, 3 in particolare potrebbero svelare dettagli utili. Sono 4-5 ore che prendono tutta la fascia dall'aperitivo fino a tarda serata sostanzialmente. È un po' difficile per noi identificare un momento perché non ce ne siamo accorti, è successo dietro la porta, quindi qui non è successo niente di rilevante. Questo infatti è un tema. L'aggressione materialmente è avvenuta davanti Porta San Tommaso, sul lato del PUT, un'area che non sarebbe coperta da occhi elettronici. Ci sarebbero però delle foto scattate nell'immediato e fatte da altri ragazzi. La gang si è poi data la fuga in direzione del centro e sembra probabile che dopo essersi dispersa sia ritornata a popolare i bar della zona verso le 23:30, come se nulla fosse accaduto. Mentre dalla questura trapela ottimismo, le famiglie delle vittime continuano a chiedere giustizia. Tutti e 4 i ragazzi aggrediti hanno sporto denuncia. L'ultima in ordine di tempo è quella dell'unico minorenne che ha riportato 10 giorni di prognosi per una lesione al capo. La situazione più delicata è quella del 19enne che nelle prossime ore sarà sottoposto a operazione per una frattura orbita e mandibola. Ad aggiornare la situazione è la madre. Fa fatica anche a mangiare, la faccia è enorme e speriamo che non sia peggiorata in questi giorni nell'attesa. Io sono sicura che comunque le indagini facciano il loro corso e che i ragazzi vengano identificati. Siamo nel giusto, c'è stata un'ingiustizia, quindi bisogna anche farsi valere, o no? Comandano sempre gli altri, sempre questi ragazzi? No, non esiste. Con le famiglie stanno anche gli esercenti di Porta San Tommaso. Lo stesso Alessandro Arboit scatta una fotografia precisa di uno stato d'animo diffuso. Per 20 cretini ci sono 2000 bravi ragazzi e questo va ribadito perché altrimenti dipingiamo una situazione che è esageratamente negativa. C'è un problema che riguarda una frangia minoritaria che va gestita con immediatezza e con azioni risolutive. 3, 2, 1, Direttore, ti do un aggiornamento proprio di questi secondi. Altri 2 minori sono stati identificati dalla Polizia di Stato relativamente all'aggressione che vi abbiamo raccontato nel servizio. Leggiamo insieme proprio l'indagine serrata, l'esame delle videocamere di cui abbiamo parlato ha consentito agli agenti della Polizia di Stato l'identificazione di ulteriori 2 minori, anch'essi già aggravati da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, anche loro quindi 2 volti noti. Questi soggetti hanno presumibilmente preso parte all'aggressione e salgono così a 6, 5 di questi minorenni e un maggiorenni soggetti allo Stato identificati. È inoltre in corso l'istruttoria da parte della divisione anticrimine della Questura di Treviso per valutare l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
presenza del questore, quindi parliamo di DASPO in parole povere. Anche a seguito, si legge nella nota appena diramata dalla Polizia di Stato, del decreto Caivano, con cui il legislatore ha rafforzato il sistema delle misure di prevenzione applicabili. Questa è la nota appunto della questura, quindi possiamo dire in questo preciso momento che salgono a 6 i soggetti identificati per l'aggressione shock di Porta San Tommaso. Ti do anche un altro aggiornamento, perché ho ricevuto poco fa un messaggio da parte di una parente della 19enne che sarà sottoposto nei prossimi minuti, nelle prossime ore, all'operazione al volto, alla mascella di cui ti parlavo. Si trova ricoverato da oggi al Cafoncello. Ci lasciamo, direttore, con le parole di Mario Conte che è nella sala della prefettura, che ora sta incontrando il prefetto. Mario Conte che parla di punibilità e chiede pene severe per i ragazzini che delinquono. E poi, dopo le parole di Conte, ti ricedo la linea con Simone Merlo dalla prefettura di Treviso. Io mi aspetto solo una cosa: certezza della pena e galera per i responsabili, visto che li hanno identificati. A me poco importa se siano minorenni o maggiorenni, interessa soltanto che chi commette atti di violenza come quelli visti sabato sera finisca in galera. Non accetto altri tipi di condanne che siano fogli di via, daspi urbani, tutte queste cose abbiamo capito non funzionare. Sto attendendo l'esito delle indagini della questura. Sono situazioni inaccettabili che provocano feriti ma anche danni alla comunità che sta investendo per essere sempre più attrattiva. Il sindaco Conte interviene dopo il brutale pestaggio di sabato sera a Porta San Tommaso. La violenza tra i giovani, così come il tema dei furti, saranno al centro dell'incontro del presidente Anci Veneto e del governatore Stefani con il ministro Piantedosi. Chiederemo, dice il primo cittadino, maggiori forze dell'ordine nel territorio, risorse per installare videocamere e revisioni normative per garantire a chi sbaglia una pena certa che passi per la galera. Penso che porteremo anche delle proposte di legge che possono partire dal basso, perché certe situazioni sono davvero inaccettabili. Ci confronteremo anche con gli altri sindaci, però dobbiamo abbassare certamente l'età per il quale tu devi pagare penalmente per le tue azioni. Benvengano, continuano, anche i percorsi di recupero. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che hanno tutta una vita davanti. È altrettanto vero che questi percorsi di recupero devono essere compiuti all'interno delle strutture carcerarie, perché se no passa il messaggio che qualunque cosa tu combini nelle nostre città, nelle nostre piazze, non ti succede nulla. Quando intercetti questi ragazzi sono totalmente disinteressati alle conseguenze delle loro azioni. Comprende poi le parole dei genitori dei ragazzi aggrediti riunitisi in sit-in il sindaco Conte, che sottolinea come si stia tutti lavorando sul fronte sicurezza, ma aggiunge non è solo Treviso. Leggiamo di episodi simili anche in altri territori. Non esiste più una città sicura, c'è una paura diffusa e su questo dobbiamo lavorare. Cambiare le leggi per far tornare le nostre città sicure. Quindi rivedere la Cartabia? Rivedere la Cartabia e irrigidirla, perché secondo me c'è troppo lassismo anche da parte di chi delinque. Così il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI, grazie per il servizio a Cristiano Raboiti, Simone Merlo, oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Vediamo a Pordenone, c'è stato ancora caos e paura nei pressi della stazione del Corriere. Ancora una volta bande di adolescenti che si sono affrontate usando griglie metalliche e coltelli. I rumori che avete appena sentito provengono da alcune griglie metalliche di ventilazione sradicate nei pressi della stazione delle Corriere. A fronteggiarsi, ancora una volta, sono state le solite bande di giovani adolescenti, in gran parte di origine straniera, ma non solo, che hanno creato panico e caos in un'area dove la nostra emittente documenta quotidianamente episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. L'ultimo episodio risaliva sabato sera, aveva visto scontri a mani nude. Ieri sera, però, la situazione si è aggravata. Le griglie metalliche, una volta sradicate, sono state utilizzate come armi e lanciate durante gli scontri.
battersi uno con l'altro, a gridare, sai, un po' di paura e suggestione mi veniva, però devo dire che mi dispiace per questi giovani, perché sono ragazzi e qualche ragazza deve essere stata, perché la voce era così. Io devo dire erano molto caricati. Poi si sono calmati un momento e poi hanno ripreso. Alcuni testimoni riferiscono inoltre anche dell'uso di coltellini contro i ragazzi delle altre bande. Questi episodi si inseriscono in un quadro già complesso. La scorsa settimana, infatti, erano stati segnalati anche cacciaviti e pistola a pallini utilizzati contro i passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, chiamata dai residenti, ma all'arrivo degli agenti le bande si erano già dileguate tra il Parco Querini e via Mazzini, lasciando dietro di sé solo caos e paura. Guardi, ormai è qua diventato tutti i giorni, succedono queste cose qua. Anche ieri sera sono, diciamo, ragazzi di un po' di tutto qua, multietnici, che hanno fatti tutti i giorni, fanno questi loro casini. Con un figlio di 15 anni già mi sento paura che non si mescolano insieme questi, diciamo, ragazzi. Mi sento paura veramente. È sempre più frequente, quindi insomma si spera che ci sia qualche tipo di intervento per calmare un po' la situazione. Ho sentito di varie persone che effettivamente lamentano di queste cose, che magari hanno un attimo più di timore nell'uscire, soprattutto in ore serali, nella zona qui del condominio e della stazione. Poi queste scene vengono filmate con i telefonini e mandate sui social per avere like. In Australia il governo di Canberra ha deciso di vietare i social ai minori di 16 anni. Grandi polemiche, però tanti paesi che sono consapevoli dei danni che questi social stanno procurando ai ragazzi. E i carabinieri della stazione di Udine hanno identificato e rintracciato un 25enne senza fissa dimora che si sarebbe reso responsabile di una rapina il 24 novembre scorso. La vittima è un cittadino udinese che sull'uscio della propria abitazione era stato avvicinato da un giovane per una richiesta di denaro. Al suo rifiuto l'uomo si era introdotto all'interno dell'abitazione, gli aveva dapprima sottratto il portafoglio e poi, per guadagnarsi la fuga, lo aveva morso ad una mano. Tramite le parole dei testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza private e cittadine, i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima sono riusciti a identificare il presunto autore del reato, già noto alle forze dell'ordine. Sulla scorta di questi elementi il GIP del Tribunale di Udine ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, prontamente ritracciato dai carabinieri anche grazie ai numerosi controlli del territorio particolarmente intensificati in questo periodo dell'anno e poi è stato condotto presso la casa circondariale di Udine. E in manette un 38enne pugliese considerato l'autore della rapina armato di coltello avvenuta alla Liper di Monselice. Ad incastrarlo la telecamera di sorveglianza. In meno di 24 ore i carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al presunto autore della rapina all'Aliper di Monselice. Si tratta della terza avvenuta in pochi giorni nel territorio padovano, considerando prima quella avvenuta alla Lì di via Tragarofani a Padova e poi al Prix di Piombino Dese. Nel supermercato di via Squero a Monselice un uomo con il volto coperto armato di coltello ha minacciato una cassiera facendosi consegnare circa 500 euro per poi fuggire a piedi. Da subito sono scattate le indagini dei carabinieri di Abano Terme e Monselice, supportate dalla polizia locale. Le indagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private hanno permesso agli investigatori di ricostruire passo dopo passo il percorso del rapinatore, dall'uscita da un affittacamere del centro storico all'arrivo del supermercato fino alla fuga. Proprio durante la corsa l'uomo si sarebbe liberato di passamontagna, berretto e giubbotto, mostrando dettagli fisici fondamentali per la sua identificazione. L'incrocio tra i filmati e gli accertamenti nella struttura ricettiva ha portato i militari a un 38enne pugliese già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e domiciliato in una comunità di recupero a Tribano. Nel corso della notte è scattato il blitz. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato il coltello e gli abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. L'uomo, ritenuto responsabile anche di 2 precedenti rapine, prima al Val Fortuna della stazione ferroviaria e poi al negozio Tigotà di Conselve, è stato fermato e portato nel carcere di Padova.
Servizio di Marta Zatta, il giallo di Torri di Quartesolo, la donna trovata agonizzante nel suo cortile di casa con una profonda ferita alla testa e poi deceduta 2 giorni dopo il ritrovamento. È in corso l'autopsia che potrebbe svelare le cause della morte di questa donna. Si è pensato ad un incidente, ma parrebbe che si sia trattato più probabilmente di un omicidio. Dall'esito dell'autopsia che si sta eseguendo all'ospedale di Vicenza si attende una possibile svolta nell'inchiesta sulla morte di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo. La 49enne è morta per una caduta accidentale oppure è stata colpita da qualcuno, come sospettano i congiunti? Il figlio Nicolò, 18 anni, è il compagno della vittima, Vincenzo Arena. Il loro è un racconto che pesa come un macigno. L'abbiamo trovata in un lago di sangue, dice il ragazzo, aveva il volto pieno di ferite, ho provato a rianimarla, ho fatto il massaggio cardiaco, ma io non credo alla caduta. Qualcuno voleva farle del male. Il compagno l'ha trovata riversa nel cortile del condominio di Via Zara intorno alle 5:30. La porta di casa, racconta, era socchiusa, la luce accesa e secondo il figlio l'unica pista sono i ladri. Mamma ne aveva visti aggirarsi nel cortile qualche giorno prima, ma gli elementi sono ancora tutti da verificare. La squadra mobile di Vicenza, coordinata dalla procura, sta analizzando i video delle telecamere, i telefoni, i movimenti nelle ore precedenti. Il trauma riportato da Diana, una profonda ferita alla testa, non consente al momento di orientare l'indagine in una direzione precisa. L'esame autoptico sarà decisivo per capire se la lesione sia compatibile con una caduta da 3 metri o se indichi un colpo violento. Nel frattempo la famiglia vive sospesa. Siamo in un incubo, ripete il compagno. Qualcuno voleva entrare in casa, vogliamo solo la verità. Servizio di Lina Paronetto. E c'è stata una tragedia alle Canarie. Il 27enne Riccardo Rocco di Vigonza è morto mentre pescava assieme ad un amico veneziano che si è invece salvato. Sarebbe stato travolto da un'onda e trascinato al largo. Riccardo Rocco se n'è andato facendo quello che amava di più. Il 27enne di Codiverno di Vigonza è stato travolto da un'onda mentre stava pescando alle Canarie, dove stava trascorrendo le vacanze. Il giovane era in viaggio dal 2 dicembre con un amico, Giulio Favaretto, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, quando nel pomeriggio di domenica, mentre pescavano su una scogliera a Playa Blanca, un'onda li ha travolti scaraventandoli in mare. Rocco, in condizioni gravissime, è stato recuperato a 500 metri dal punto in cui era caduto. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo dopo un arresto cardiaco. Nonostante ciò, il 27enne è morto poche ore dopo all'ospedale José Molina Orosa di Arrecife. Fortunatamente l'amico è riuscito a mettersi in salvo, portato nello stesso ospedale, se l'ha cavato con alcune ferite e un principio di ipotermia. La famiglia di Rocco lo aveva sentito per l'ultima volta poche ore prima dell'incidente e lo aspettava a casa il 18 dicembre. Il destino però ha voluto che andasse in un altro modo. I familiari sono volati a Lanzarote per il riconoscimento della salma e le procedure di rimpatrio. Incidenti stradali, ce n'è stato uno grave ad Albignasego dove un'anziana è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. È morta in ospedale dopo una notte di agonia l'85enne di Albignasego che ieri nel tardo pomeriggio è stata investita mentre stava attraversando la strada. La donna si trovava in via Torino quando intorno alle 17:30 è stata travolta da un'auto guidata da un 63enne di Padova. L'anziana è caduta violentemente sull'asfalto battendo la testa. I soccorsi allertati dai testimoni dell'incidente sono intervenuti in pochi minuti. L'85enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Padova dove ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni però erano disperate e purtroppo all'alba è espirata. Sul posto la polizia locale di Prati Arcati per i rilievi. Il conducente dell'auto ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Servizio di Valentina Visentin, il gravissimo incidente stradale a Magnago del Friuli, era senza patente, guidava senza patente l'uomo che si è scontrato con un pullman a carico di studenti e pendolari. L'uomo è morto, si chiamava Fabio Floriduz e ci sono diversi feriti tra i passeggeri del pullman.
Un morto e 9 feriti è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto intorno alle 7 a Maniago lungo la strada regionale 464. Da una prima ricostruzione, una corriera con a bordo 15 persone proveniente da Sequalse diretta verso Maniago stava viaggiando regolarmente quando dalla direzione opposta è sopraggiunta una Volkswagen. L'auto, da quanto appreso, aveva appena sorpassato un mezzo agricolo rimasto poi estraneo all'incidente e subito dopo avrebbe invaso la corsia opposta trovandosi immediatamente davanti la corriera contro la quale si è schiantata frontalmente con estrema violenza. L'impatto è stato devastante. All'arrivo dei soccorritori la scena era estremamente drammatica. Detriti sparsi per centinaia di metri, lamiere contorte, il motore della Volkswagen completamente sradicato e l'auto ridotta a un groviglio di metallo. Sfondato anche il parabrezza del pullman. A perdere la vita sul colpo è stato il conducente della Volkswagen, Fabio Floriduz, 43enne, residente a Vaillant. Per lui i sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti ambulanza, aili soccorso, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e delicate. Il problema è stato l'estricazione delle persone, è stata molto laboriosa, abbiamo lavorato in sinergia con il 118 per più di un'ora per riuscire a estricare la persona. Il conducente della corriera, un uomo di 59 anni residente a Spilimbergo, è stato poi lì trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. 5 studenti sono stati accompagnati invece in ambulanza al pronto soccorso, feriti ma non in pericolo di vita. Altri 3 sono arrivati in ospedale con i familiari. In totale i feriti ammontano a 9. La strada è rimasta chiusa per circa 5 ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi. A rendere ancora più evidente la violenza dell'impatto c'è anche un dettaglio emerso dai rilievi. Il contachilometri della Volkswagen segnerebbe 110 km/h al momento dello schianto, un dato che dovrà essere verificato nelle prossime ore, assieme anche all'analisi della scatola nera criptata presente a bordo della corriera. All'interno dell'auto sono stati trovati una sciarpa dell'Udinese appartenuta alla vittima, una scarpa, il telefono cellulare e un pacchetto di bustine di tè. Gli airbag esplosi e le tracce di sangue sia nell'auto sia nella zona del posto di guida della corriera completano un quadro di grande complessità. Le cause dell'incidente ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. Non si esclude che il conducente della Volkswagen possa essere stato abbagliato dal sole, che a quell'ora è molto basso sull'orizzonte e può ridurre improvvisamente la visibilità. Dalle prime informazioni risulterebbe inoltre che la vittima avesse la patente sospesa per un precedente sorpasso pericoloso. Servizio di Federico De Ros, vediamo il titolo dalla prima pagina del giornale di Vicenza: mamma invalida, picchiata e derubata dai 2 figli che sono sotto processo, una brutta storia a Vicenza. L'altra brutta storia è quella di un uomo, un 43enne di origine montenegrina, che ha avuto in eredità dal padre una casa, ma non può entrarvi perché la casa è occupata e quindi si procederà probabilmente ad uno sfratto esecutivo con i carabinieri. Vediamo. Non ho sofferto così tanto neanche in tempo di guerra in Montenegro, che ho visto la guerra. Ero vestito anche in divisa. Ero armato, non ho sofferto così tanto, te lo giuro sul Dio, quanto sto soffrendo qui. Da 3 mesi è costretto a dormire in un'auto a Mestre. La vita di Mustafa Iannuzzi, conosciuto come Rudy, si è trasformata in un inferno. Alla fine della relazione con la sua ex compagna, Rudy aveva pensato di trasferirsi nella casa che gli aveva lasciato in eredità il padre adottivo, Antonio Trevisanello, personaggio eclettico noto a Mestre come Tony Spasimo. Ma la casa di Rudy è stata occupata. È arrivato lui, sto brasiliano. Vai via, mi ha dato delle spinte, robe, gli faccio: ma guarda che io voglio stare qui, no, non voglio vederti più qui, questo o l'altro. Mi hanno messo le mani addosso, mi hanno rovinato, ho perso sangue dal labbro, insomma mi hanno spinto, non sono andato né in ospedale né a fare la denuncia, niente. Ho detto spero che io un domani, perché i poliziotti mi hanno detto tu hai ragione, ho chiamato la polizia, robe, mi hanno detto tu basta che prendi un avvocato, la casa è tua. E l'avvocato Rudy l'ha trovato, un avvocato che non ha dubbi su come tutta la ragione sia dalla parte del suo assistito. Ho già preso un appuntamento presso la caserma dei carabinieri di via Milanese e col maresciallo predisporrò una denuncia e poi fisserò un accesso in loco, perché lui poi peraltro ha le chiavi di casa. Quindi l'altra volta lui era entrato con le sue chiavi di casa.
Intanto per Rudy la vita in macchina è durissima, come non bastassero il freddo pungente e tutte le altre scomodità e sofferenze che una quotidianità del genere comporta. Sono arrivati anche i ladri. Hanno spaccato la finestra, hanno rubato praticamente 2 valigie di vestiti, tutti i miei completi, hanno rubato dei soldi, un po' di collane, gioielli, robe, alcune cose finte, ma alcune ci tenevo perché erano ricordi di mio padrino e di nipoti. A uno povero portano via, non è giusto. Ha avuto una vita complicata, Rudy. Montenegrino è arrivato in Italia come profugo da un territorio segnato dalle guerre di dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ma una sofferenza così grande non l'aveva ancora provata. Io ho perso 16 kg, pesavo 72 kg, mi allenavo, mangiavo, bevevo, facevo tutto e di più, stavo bene. Tutti mi volevano bene, c'era sta allegria, davo energia a tutti. Adesso mi sento così giù di morale, veramente. Torniamo agli incidenti stradali, ce ne sono stati 4 incidenti stradali mortali sulla Marosticana e quindi è una strada pericolosa che va riqualificata e si va verso la riqualificazione. Andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, vedo anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in strada Marosticana perché sono stati annunciati degli interventi importanti alla luce di una mappatura degli incidenti che è stata effettuata dagli agenti della polizia locale tra il 2020 e il 2025, che ne conta addirittura 125, di cui, come abbiamo detto, 4 immortali di quest'anno, 3 che incidono sul territorio vicentino. Sono in compagnia con l'assessore Spiller e con il sindaco Possamai. Assessore, una serie di interventi che andranno in quale direzione? Abbiamo appena approvato un progetto esecutivo che si è basato principalmente proprio sui dati dell'incidentalità, perché per fare interventi efficaci dovevamo capire bene dove avvenivano gli incidenti e anche le cause. Gli interventi saranno diffusi un po' su tutta strada Marosticana, che in territorio comunale è lunga 4,5 km, e avranno il principale obiettivo appunto di realizzare una riduzione delle velocità degli autoveicoli in diretta. Quindi andremo a inserire isole spartitraffico con lo scopo di ridurre le corsie veicolari, quindi indurre gli automobilisti a una velocità più ridotta, separare quindi anche i flussi tra autoveicoli e impedire i sorpassi azzardati. Andremo a aumentare i marciapiedi, cercando di connettere tratti di marciapiede già esistenti o di connetterli per esempio alle fermate del trasporto pubblico che oggi sono isolate in mezzo alla strada. Andremo anche a aumentare l'illuminazione presente, soprattutto negli attraversamenti pedonali, ma anche in alcuni tratti di strada Marosticana oggi che non sono illuminati. Ecco, proprio la velocità, lei lanciava un appello perché al momento diciamo, questi interventi avreste potuto, lei dice, evitarli in virtù della disposizione di Velox. Noi facciamo tanti interventi, qui in Marosticana, tra l'altro qui proprio vicino a noi, alcuni interventi furono fatti anche 10 anni fa. Erano proprio interventi di moderazione del traffico, della velocità, salvagente in mezzo alla strada per consentire attraversamenti pedonali, riduzione della carreggiata, però negli ultimi 10 anni la gente in Marosticana purtroppo è continuata a morire, e a morire non di infarto ma perché sono stati investiti da automobili che correvano troppo o da automobilisti distratti, e quindi è il segno di quanto sia importante rispettare i limiti di velocità, perché per quanto noi facciamo tutti gli interventi del mondo rischiano di non essere risolutivi. C'è un problema serio con i limiti di velocità, nel senso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da anni ormai sta prendendo in giro i comuni. Io ormai non uso più un altro termine, nel senso che continuano a rinviare la decisione sulla famosa omologazione dei Velox, che vuol dire fare in modo che quei Velox siano perfettamente regolari, e quindi in questo momento i comuni quasi tutti hanno dovuto spegnere i loro Velox. Qual è il problema? Che noi abbiamo continue richieste dai quartieri di controlli di velocità nelle zone in cui ci sono tanti incidenti. Oggi non si possono fare controlli di velocità, fin tanto che il Ministero non dice sì, quei Velox si possono usare veramente. Stiamo tutti i comuni italiani attendendo le autorizzazioni, speriamo che arrivino, perché se non arrivano continuiamo a avere le armi completamente spuntate. Ecco, e ovviamente le armi che si mettono in campo sono quelli degli interventi su questa strada. Per il momento è tutto, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina, e vediamo l'appostrada di Treviso, l'indagine
arriva a Roma. Si tratta delle polizze RCA con documenti falsi. Dopo i 54 indagati del filone trevigiano, le procure di tutta Italia hanno individuato decine di altri contraenti legati allo stesso sistema fraudolento. E sono 3.105 i candidati a Padova che si sono iscritti al secondo test di medicina per superare il cosiddetto semestre filtro. Il test avviene in contemporanea in tutta Italia. Per noi ci sono Marta Zatta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Una giornata importantissima per oltre 3.100 prossimi, futuri camici bianchi qui a Padova, dove infatti al Lab di Ingegneria si svolgono i test di medicina. Io sono in compagnia del prorettore con delega all'Università di Padova, Marco Ferrante. Buongiorno innanzitutto e ci può spiegare innanzitutto nel dettaglio cosa andranno a fare oggi i futuri studenti? Oggi devono svolgere la seconda prova, il secondo appello dell'esame. Hanno la possibilità di svolgere l'esame di fisica, chimica e biologia, sempre che non abbiano già avuto un voto sufficiente alla prima prova e quindi hanno selezionato solo le prove rimanenti. Quello di quest'anno è stato il primo semestre prova, chiamiamolo così, tra le polemiche anche. Ma il semestre filtro è una novità assoluta, è stato implementato, siamo partiti con le lezioni il 1° settembre, quindi è stata una novità per tutti, abbiamo tutti fatto il nostro meglio, i docenti che hanno insegnato dividendo in 6 canali gli studenti, con modalità didattiche miste, il primo mese in presenza, il secondo integralmente online, quindi è stata un po' un'avventura per tutti e adesso ci scontriamo anche con queste forme di esame che sono anche se nuove, quella che abbiamo già fatto il 20 novembre e quella che oggi andrà invece in atto. Secondo lei c'è stato troppo poco tempo per preparare questo test? Questo lo capiremo, potrebbe essere uno dei fattori che ha portato appunto a una percezione molto complicata da parte degli studenti di queste le prime prove che hanno fatto il 20 novembre, adesso hanno avuto ulteriori 20 giorni per preparare le materie e spero che siano stati proficui per loro per migliorare la preparazione. Certamente è una delle variabili, è possibile, dobbiamo capire, ha finito tutto, i voti li sapranno prima di Natale, poi il 12 gennaio usciranno le liste di tutti gli studenti utilmente in lista per poter entrare nei posti che hanno selezionato e capiremo se e che cosa potremo o dovremo migliorare in futuro. C'è una polemica che ha accompagnato anche questi test, quella delle fughe delle notizie, ha riguardato anche Padova? Non che noi sappiamo, nei social media è girato un po' di tutto, i casi più eclatanti non si riferivano a Padova, dalle segnalazioni nelle aule dei verbali fatti dalle commissioni non è stato segnalato niente di illecito come telefonini, orologi, smartwatches e via dicendo, quindi è tutto sotto controllo e abbiamo visto il grande clamore che c'è stato, le varie foto che sono girate e tutto, abbiamo raccomandato ancora maggiormente il personale che controlla in aula di fare ancora più attenzione del primo esame, però avendo alle spalle una prima prova che era andata perfettamente. Un'ultima cosa, che augurio ha fatto agli oltre 3.100 studenti che stanno prestando a fare questo test? Di fare del loro meglio, di essere positivi e di riuscire a esprimere quello che hanno studiato e che gli servirà nella maggior parte dei casi a coronare i loro sogni, che è quello di iscriversi o a medicina o veterinaria o odontoiatria, e so quanto ci tengono e quindi solamente un augurio di buon lavoro a tutti loro. Gli ospedali di Mestre, Cittadella e Montebelluna sono al primo posto, ai primi posti della classifica degli ospedali migliori d'Italia. Per quanto riguarda Montebelluna, il direttore generale dell'US 2, Francesco Benazzi, parla di una grande soddisfazione, di un risultato che sprona a fare sempre meglio. Vediamo. Un ringraziamento va a tutti gli operatori, quindi medici, infermieri, OSS, al direttore dell'ospedale, ai direttori dell'unità operativa complessa per il lavoro svolto. Per noi è ovviamente un passo in avanti nella logica del lavoro di rete, dove vede l'ospedale di Treviso come centro di riferimento hub e l'ospedale di Montebelluna che diventa un riferimento sostanzialmente per una serie di patologie trattate.
Quindi piena soddisfazione, con l'augurio poi che per il prossimo anno, per il 2025, altre strutture della ULSS numero 2 possono ovviamente fare parte di questa classifica. Forse anche i risultati, direttore, che smentiscono la percezione che a volte i cittadini delle aree periferiche, che non sono periferiche, hanno di una minore qualità dei loro ospedali? Assolutamente sì, è un segnale che si sta lavorando, e questo anche si sta lavorando credo bene, anche negli ospedali periferici con, come dicevo prima, personale di qualità qualificato. Quindi è un segnale importante che serve a tutti per migliorarci e per arrivare a entrare nella logica dei migliori 15 ospedali italiani. L'inchiesta Palude a Venezia, Luigi Brugnaro, non sarà la prima udienza del processo, l'ha annunciato lo stesso sindaco, aggiungendo che sarà in aula quando si tratterà di parlare con il GIP. Sentiamo. Mia mamma è morta senza vedermi prosciolto questa roba qua. Questa sarà una roba che mi porterò nel cuore. È un Brugnaro amareggiato, ma anche convinto a dare battaglia fino all'ultimo, a difendere il proprio operato e proseguire in quella che ritiene un'amministrazione virtuosa del Comune di Venezia. Tra pochi giorni è convocata la prima udienza del processo per la cosiddetta inchiesta Palude, che lo vede tra gli imputati, ma lui non ci sarà. È una prima udienza dove dovranno visionare carte, eccetera. Quando sarà il momento mi farò interrogare dal GIP sicuramente, perché voglio parlare come, ma di cosa devo dire su altre robe che non so. Quello di Papadopoli è una cosa aberrante, non ne so nulla, non so cosa dirò. Siamo riusciti a vendere un palazzo che tra l'altro con quei soldi là abbiamo costruito la control room tra le altre cose, e non si riusciva a venderlo per anni. Abbiamo fatto fare le stime, abbiamo venduto, io ero anche contento, ho detto cavolo, sono riuscito a venderlo. Questa è la città. Intanto la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sulla strage del bus precipitato da Rampa Rizzardi a Marghera nell'ottobre 2023 e risultano indagati 7 dirigenti comunali. Nell'incidente morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. Come giunta comunale abbiamo dato tutta la solidarietà umana a loro e ai familiari, perché sono persone che lavorano la mattina alla sera. Hanno preso gli ultimi 10 anni, non si capisce perché non da quando hanno fatto il buco, che vuol dire da 40 anni fa. Ma poi c'è una cosa che salta all'occhio, insomma sembra che non ci sia stato il motivo dell'incidente, il motivo è un guasto meccanico, il pullman non è andato fuori da solo per colpa del buco, il pullman ha avuto qualcosa e poi ha battuto su un guardarai che ha tenuto, per cui insomma credo che sta roba qua dovrà aprire altri ragionamenti. Attualmente liquida l'assicurazione del pullman perché deve liquidare, poi chiederà al comune di agire. Noi faremo la nostra parte, però penso che ci siano assolutamente delle concause, se si è rotto un pezzo, io non lo so questo, non entro sulla parte penale di responsabilità assolutamente, ma che sia successo qualcosa è inevitabile, insomma, il pullman che poi non ha frenato, insomma. C'è poi un altro fronte caldo che appare lontano dalla conclusione, il braccio di ferro per la nomina di Beatrice Venezia, direttrice artistica della Fenice. Ho capito che si è montata una rabbia, vorrei far sbollire sta rabbia, vi chiedo per piacere, fermiamoci un attimo, proviamo a ragionare un secondo, è stata nominata, proviamo a sederci, troviamo una via, probabilmente ci sono anche cose positive, magari non le diciamo sui giornali, ma c'è un piano per rendere internazionale la Fenice. È una situazione complicata e comprensibile l'amarezza del sindaco Brugnaro, e poi c'è la satira che punzecchia spesso la politica, è il caso di Venezia.com che ha allestito una mostra proprio sulla cosiddetta blacklist che è stata trovata negli uffici del comune, in cui ci sono elencate le persone che hanno offeso o diffamato, questa è l'accusa, lo stesso sindaco. Vediamo. L'amministrazione Brugnaro ha fatto una blacklist dei dissidenti, e in questa mostra sono presenti i dissidenti. È passata una decina di mesi da quando è emersa la cosiddetta blacklist, quella che era stata ribattezzata la lista nera del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, un faldone sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Palude, del quale erano stati annotati nomi e cognomi di coloro, giornalisti, oppositori politici, umoristi, cittadini di vario genere che a vario titolo avrebbero mancato di rispetto al sindaco, ognuno con accanto una valutazione da 1 a 5 sulla gravità della presunta offesa. La mostra ideata da Venezia.com nello spazio eventi della Toletta intende dare un volto a quel dissenso, letteralmente. È un progetto fotografico, sono
i volti di 12 persone che ancora un po' di mesi fa, più o meno a marzo, sono stati, diciamo, schedati e registrati nella cosiddetta e nota blacklist. Ed eccoli sfilare quei volti ritratti davanti a un finto pannello di ricercati. Dai curatori della pagina satirica Venice Golden Awards, Omar Lozer e Stefano Varponi, all'artista Andrea Morucchio di The Venice Paradox. Dall'ex sindaco Ugo Bergamo alla giornalista Petra Reschi e allo scrittore e blogger Giovanni Veronesi. I consiglieri Marco Gasparinetti e Giovanni Andrea Martini, Cesare Peris, sindacalista e presidente della società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati. Veneziani che per un motivo assolutamente ridicolo, cioè quello di aver in qualche modo contestato l'attuale amministrazione, sono finiti in una blacklist. Lasciamo perdere ogni considerazione sull'opportunità giuridico-politica di questa cosa. Queste persone che in un modo o nell'altro rappresentano, incarnano la nostra città. Come la incarna Matteo Secchi, infaticabile anima e cuore di Venezia.com, un'associazione che su Venezia non ha mai concesso sconti né a destra né a sinistra. L'esposizione, corredata da un'ampia rassegna stampa sulla vicenda, è visitabile gratuitamente allo spazio eventi della Toletta fino al 19 dicembre e dal 13 gennaio al 1 febbraio. I volti del dissenso, le persone che dicono no a questa amministrazione scandalosa che ha ridotto Venezia a un livello ancora più basso di quello che avevano ridotto le precedenti amministrazioni. Così Matteo Secchi che con quel cartello wanted sembra un ricercato del Far West. Allora adesso andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Italo Morao e poi state con noi perché avremo qui l'avvocato Fabio Crea e parleremo di violenza giovanile. Tra poco. In diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'avvocato Fabio Crea, avvocato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Molto. Allora dobbiamo parlare inevitabilmente di quanto è successo a Porta San Tommaso, questi 4 ragazzi brutalmente pestati da una banda di giovani che sono stati identificati, abbiamo avuto la notizia poco fa, ne sono stati identificati 6, ne mancano ancora alcuni, però insomma diciamo che si sa chi sono, abbiamo sentito anche ovviamente i parenti delle vittime che chiedono giustizia, chiedono soprattutto maggiore sicurezza e questo, avvocato, è un'emergenza indiscutibile, no? Quella non solo di Treviso, perché poi questi casi avvengono anche in altre città e anche in altre regioni. Sì, vorrei correggerla su un termine che ha usato, e cioè quello di banda. In realtà, per chi conosce il fenomeno molto dal di dentro, mi posso permettere di dirlo perché professionalmente proprio da anni ho avuto la possibilità di conoscere molti di questi ragazzi, alcuni protagonisti negativi di episodi molto gravi. Ricorre fra 2 giorni il ferimento poi mortale del povero Ferraretto, sì, in centro. Quello che è un termine che secondo me è sbagliato utilizzare è il termine banda, perché il termine banda dà l'idea di un gruppo organizzato di natura criminale. Ora, al di là dell'aspetto criminogeno chiaramente conseguente a quelle che sono determinate azioni, però quello che è sbagliato è identificarli come gruppi, nel senso che queste azioni criminali o criminose nascono in maniera totalmente estemporanea, cioè non c'è un'organizzazione premeditata o preordinata per la successiva azione. La violenza viene determinata sulla base di situazioni totalmente occasionali, di ragazzi che in quel momento trovano un'aggregazione assolutamente casuale, il che significa che
individuarli come banda, quindi come organizzazione, non rende la realtà delle cose e potrebbe essere foriera di una valutazione sbagliata rispetto a quello che è il vero fenomeno. Può essere più appropriato come termine branco, gruppo, come dobbiamo chiamarli, perché sono comunque sempre loro, sì, sono sempre riuniti. È corretto usare il termine gruppo perché questo rende da una parte la individuazione dei fenomeni da un punto di vista estemporaneo. Dall'altra è assolutamente corretto perché è proprio il gruppo che genera quella situazione di amplificazione del, come possiamo dire, vado negli aspetti un po' più psicologici o psichiatrici, l'esaltazione dell'io. Singolarmente i singoli ragazzi hanno, per quello che è la mia esperienza professionale, hanno una rabbia proprio creata al proprio interno, che occasionalmente, basta qualsiasi cosa, non è finalizzata alla realizzazione di un crimine, cosa che poi avviene perché le lesioni chiaramente sono un crimine, il furto, la rapina delle cuffiette è un crimine, ma i ragazzi non escono con l'obiettivo di rapinare, quella è l'occasione di esprimere quella rabbia interna che non è gestita, non è gestibile facilmente e che sfoga in atti di violenza. Ecco, avvocato, determinata da cosa? Cioè da frustrazioni, da modelli sociali che indugiano sull'uomo, la persona ricca, potente, di successo, che cos'è che... Qualcuno dice siamo un po' tornati, siamo alle banlieue francesi, no? Dove ci sono questi ghetti e la rabbia dei ghetti. No, né l'uno né l'altro. Cioè non è, lo dicevo in una trasmissione di questa splendida rete, di questo splendido gruppo ieri, non siamo nelle situazioni delle banlieue perché lì il fenomeno criminale è un fenomeno che si genera in conseguenza di una situazione di emarginazione e di ghettizzazione. Non è il nostro caso, quantomeno non è il caso trevigiano, ma mi riferisco anche a ciò che è successo gravemente a Milano in centro, dove uno degli aggressori era figlio o nipote di un notaio milanese, quindi certamente non possiamo parlare di situazioni di degrado culturale, di degrado sociale o di degrado economico. Quindi non c'è, per quello che conosco io, e ne conosco molti, li assicuro, una situazione in cui il ragazzo o la famiglia vivono delle situazioni di emarginazione. Quindi quando sento dire, anche a rappresentanti del mio partito, quella che è la seconda generazione, il fecciume, eccetera, come per omologare delle situazioni di ingressi clandestini e quindi situazioni di inevitabile emarginazione a fenomeni di questa natura che coinvolgono i giovani, è totalmente falso, è totalmente sbagliato, significa non conoscere la realtà. La realtà non è questa. E non è neanche una situazione, come possiamo dire, di disagio familiare. Molto spesso sono famiglie non emarginate, ma che vivono delle realtà assolutamente normali. Allora che cosa c'è alla radice? C'è sicuramente una situazione di... questa è la mia idea e in questo senso sono in buona compagnia. Paolo Crepè è uno che in questo senso non è mai molto tenero con quella che è l'educazione familiare. Oggi sicuramente viviamo una situazione in cui la famiglia, oltre a essere disgregata dal punto di vista dell'abbandono di quello che è il nucleo centrale della crescita e dell'educazione, che viene delegata per motivi lavorativi, per disattenzione, per incapacità dei genitori, per immaturità dei genitori, viene delegata all'esterno. Una volta poteva essere la scuola, oggi non è neanche quella, la scuola è un altro centro di aggregazione negativa, perché all'interno, molto spesso, non parlo in termini assoluti, si ritrovano all'interno della scuola tutti quei ragazzi che vivono delle situazioni all'interno delle famiglie non di emarginazione, ma di una sorta di lassismo dal punto di vista educativo. Quindi quello è un primo problema. Il secondo problema che io individuo è quello di una
mancanza o impossibilità di canalizzazione dell'esperienza giovanile, della crescita giovanile al di fuori della famiglia o della scuola all'interno di quello che è il nostro territorio. Una volta c'era la parrocchia, una volta c'erano le società sportive, una volta c'erano le strutture comunali che consentivano di svolgere attività sportiva, qualsiasi attività sportiva, non solo attività calcistiche eccetera, e c'era la possibilità di fare musica. Bisogna ritornare a intercettare all'interno del territorio, che non è il territorio del centro di Treviso, è il territorio dei quartieri, tutti quelli che sono i giovani, perché l'altro aspetto, e finisco poi ci torneremo, è l'aspetto della mancanza di consapevolezza di quello che è il proprio agito da parte dei giovani, ma su questo magari torniamo. Questo secondo me è forse la migliore delle cure per la violenza giovanile, cioè coinvolgere questi ragazzi, però al di là che siano italiani o di seconda generazione, quindi di famiglie arrivate da altri paesi, sono facilmente aggregabili, sì, coinvolgibili, perché in realtà sembrano formare dei gruppi molto chiusi, sì, no? Sì, sì, assolutamente sì. Questo fa parte della debolezza del ragazzo, della necessità di riconoscersi all'interno di un gruppo, perché all'interno del gruppo acquisisci forza, quella che ciascuno di loro non ritiene di non avere, di non riuscire a esprimere, e quindi all'interno del gruppo si crea questo nucleo che amplifica ovviamente tutte quelle che sono le situazioni assolutamente negative. Tra l'altro una notizia che abbiamo dato ieri, e oggi tutti i giornali ne parlano, l'Australia ha vietato l'uso dei social ai minori di 16 anni, perché abbiamo visto anche in queste e in altre risse, sono ragazzi che filmano queste scene, questi pestaggi, e poi le postano spesso anche autodenunciandosi, perché poi sono facilmente riconoscibili. Lei crede che ci sia un ruolo nefasto dei social in questo caso? Allora, i social sono un fenomeno. Allora, intanto non sono la causa. Il social è uno strumento a disposizione dei giovani che lo utilizzano molto spesso nel senso più deteriore, nel senso negativo. Il social non è la causa di quella che è la situazione, la formazione del minore. Certamente lo diventa nel momento in cui c'è una sorta di alienazione. Il minore, ma fa parte un po' di tutti noi, anche noi all'interno delle famiglie, parlo anche di me stesso, si ritorna a casa, c'è meno contatto umano, meno relazione, ci si parla di meno, si è sempre più legati a quello che è lo strumento telefonino, che falsamente si chiama social. Quello che è social, cioè quello che dovrebbe essere strumento di aggregazione sociale, è invece un modo di isolamento e certamente utilizzato dai giovani con determinate problematiche amplifica il problema in senso negativo. C'è un aspetto su cui volevo ritornare che prima aveva detto la sua prima domanda, quello della individuazione di quello che è il miraggio dell'uomo ricco eccetera eccetera. Non c'è questa consapevolezza o questa tendenza. Questi ragazzi riuniti in gruppo che genera spesso violenza occasionale, questa violenza non è finalizzata all'illecito profitto per l'arricchimento, no, è la violenza, è fine a se stessa, è uno sfogo della frustrazione, sì, è uno sfogo del disagio interno. Sì, esatto. E vorrei dire anche un'altra cosa, la certezza della pena. Non è strettamente legata, sento molti politici che parlano di certezza della pena, tutti in galera, lo diceva anche ieri il sindaco Conte. Questo non è lo strumento utile, perché quando parliamo di pena il danno è già fatto e le assicuro che questi ragazzi purtroppo nella loro mancanza di consapevolezza sono totalmente indifferenti al fatto che le lesioni provocate ieri possano prevedere una pena di 3 anni o di 10 anni. Non gliene importa. Assolutamente. Non ne tengono nemmeno lontanamente conto. Soglie di punibilità, c'è una proposta in Parlamento per far scendere la soglia da 14 a 12 anni, però devo dire in genere vedo che
perché sono ragazzi che sono tra i 16, 20, 25, sono dodicenni, almeno finora, per fortuna di risse tra dodicenni io non ne ho ancora viste. No, ma anche questa è una boutade populista, mi permetta di dirlo, come quello della certezza della pena. Anche gli episodi ultimamente accaduti o tutti gli episodi accaduti, parliamo della realtà trevigiana che meglio conosciamo o che meglio conosco, sono tutti soggetti ragazzi con età superiore ai 14 anni. L'età di 14 anni è l'età minima della punibilità. Quindi non c'è una diretta relazione tra la proposta legislativa, se mai diventerà una proposta legislativa, e quello che è la causa del problema. Nessun ragazzo dodicenne, undicenne o tredicenne si è macchiato di questi fatti, tanto da una parte dimostrare una eventuale maturità tale da dover rispondere penalmente e quindi da necessitare un abbassamento dell'età imputabile. E quindi peraltro ci sono scienze psicologiche che ci consentono di affermare che l'età della punibilità a 14 anni non è stata inventata sulla base di un numero a caso, ma sulla base di un concetto di maturazione del minore. Peraltro bisogna anche specificare una cosa, noi penalisti lo sappiamo, noi avvocati penalisti, anche quando viene commesso un reato da parte di un minorenne, quindi tra i 14 e i 18 anni, imputabile e minore età, la valutazione che viene fatta da parte dei giudici o dei pubblici ministeri prima e quindi anche da parte dei nostri avvocati deve essere innanzitutto filtrata da quella che è una valutazione della maturità, cioè la maturità tra i 14 e i 18 anni non è presunta, deve essere accertata. Solo nel momento, quindi il soggetto è punibile, ma il soggetto, è imputabile. Certo. Per essere punibile bisogna superare innanzitutto il filtro della sua maturità, e cioè bisogna valutare attraverso degli esperti se il ragazzo ha quella maturità tale, in quella fascia di età, tale per cui è consapevole dell'azione che ha fatto e quindi è giusto che subisca la sanzione penale. Avvocato, un'altra cosa, abbiamo visto i genitori ovviamente sconvolti da quanto è accaduto ai loro figli, perché insomma di violenza gratuita si è trattato. Lei è d'accordo con chi sostiene che i danni provocati dai figli debbano essere risarciti dai genitori anche in presenza di minorenni? Lo prevede la legge. Cioè se il minorenne che commette un reato, tutti i danni, ma anche se non è un reato, se un minorenne commette anche per disattenzione un danno, provoca un danno, e ne rispondono i genitori. Questo è già previsto dalla legge. Io seguo un processo avanti al Tribunale di Venezia dove un mio assistito è stato pesantemente invalidato da un'azione, parliamo di Mestre, dall'azione di minorenni, e l'azione civile risarcitoria l'ho rivolta nei confronti dei genitori. Avvocato, grazie per ora, andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché di violenza giovanile si sta parlando, quindi è bene sapere da chi se ne occupa professionalmente da lungo tempo, avere da persone di questa esperienza delle valutazioni e delle riflessioni. Tra poco, state con noi. In diretta con l'avvocato penalista Fabio Crea. Avvocato, grazie, perché la violenza giovanile è sotto la lente di ingrandimento, sono problemi seri, devo dire, violenza giovanile, poi c'è anche, a parte questi casi di aggressioni gratuite, in questo caso a Treviso, poi c'è la piaga del bullismo. Io non so, io vedo francamente non so come si possa mettere a riparo anche qui da violenza proprio del tutto gratuita e ancora più secondo me riprovevole, no? Perché sono persone che prendono di mira un povero ragazzo, a volte sono ragazzi anche sfortunati, disabili, sentiamo delle storie a volte, e in questo caso ci sono delle aggravanti per violenze di questo genere, cioè nei confronti di un ragazzo
debole che viene aggredito da 10 bellimbusti. L'aggravante è prevista per ogni azione nei confronti di un minorenne. L'azione delittuosa nei confronti del minorenne è considerata sempre aggravante. C'è un minimo comune denominatore tra queste due situazioni ed è quello che è l'aspetto fondamentale dell'azione da parte di questi ragazzi, e cioè la prevaricazione. Cioè l'effetto della prevaricazione e poi quello dell'autoreferenzialità determinata all'interno di un determinato contesto in cui fai vedere quella che è la tua superiorità o ritenuta superiorità di natura fisica. Questo è quella gratificazione che si cerca in episodi di violenza di questa natura, che sia bullismo o che sia violenza di altra natura come quella di cui ci stiamo occupando negli ultimi giorni. Senta, lei ha proposto appunto di coinvolgere questi giovani in attività, insomma, in qualche modo per toglierli dalla strada, come si diceva una volta, dalle cattive compagnie. In che cosa in particolare secondo lei potrebbe essere utile? Allora, il lavoro non è né semplice né immediato, ma bisogna costruire dei percorsi virtuosi, ma oltre che dei percorsi, dei luoghi virtuosi, dei luoghi di aggregazione che non possono non essere dei luoghi in cui vai a intercettare i giovani che inevitabilmente deve essere all'interno dei quartieri. All'interno dei quartieri bisogna creare dei microcosmi, come c'era una volta intorno alle parrocchie. Oggi quasi tutti i nostri quartieri continuano ad avere un centro, diciamo, fisico in cui è presente la parrocchia. C'era l'oratorio. Una volta c'era l'oratorio. Ora, quello che è il luogo fisico dell'oratorio, con diverse dinamiche, deve essere attorno a quello che è un concetto come quello dell'oratorio, all'interno di ogni quartiere deve essere costruito un momento o vari momenti di aggregazione a secondo di quelle che sono le specificità per ogni gruppo di ragazzi, e quindi attività musicali, attività sportive, e quindi anche la presenza di psicologi, quelli che la sinistra individua come gli operatori di strada. Sì, l'idea è corretta, ma andiamo a concentrarli, non lavoriamo a compartimenti stagni come se ci dovesse essere un luogo presso, non lo so, i servizi sociali del comune, dello psicologo che deve intercettare a secondo della volontà del singolo ragazzo, della famiglia, di portare il ragazzo per lo psicologo. No, bisogna andare a intercettarli lì dove i ragazzi sono, in strada, sì. Tutti noi abbiamo vissuto in strada. La nostra crescita, la nostra adolescenza, sempre avvenuta in strada. I ragazzi del muretto, era sempre quello. Allora c'erano meno pericoli. C'era sicuramente un fattore che oggi è un fattore scatenante, che è la droga. Certo. Oggi la droga, nella libera disponibilità ormai da parte di tutti, è uno dei fattori assolutamente scatenanti o amplificatori di quelle problematiche. I ragazzi bisogna andare a trovarli lì in strada, intercettarli e offrirgli dei percorsi, canalizzare quella che è la loro crescita, canalizzare quella che è la loro rabbia, canalizzare il loro disagio, dargli delle prospettive. Perché prima ho parlato di mancanza di consapevolezza delle azioni da parte di questi ragazzi. C'è un secondo lato della medaglia, però purtroppo sono due lati negativi della medaglia. Di solito si dice l'altro lato della medaglia, uno è positivo e uno è negativo. Questi sono due lati negativi. Mancanza di consapevolezza, mancanza di prospettiva. Cioè i ragazzi oggi, parliamo della nostra realtà e non è solo la realtà trevigiana, purtroppo è anche la realtà italiana che vive una situazione di trascinamento quasi. Oggi le prospettive per i giovani, lo vediamo con altre dinamiche, i giovani vanno all'estero, studiano all'estero, trovano attività lavorativa all'estero e non soltanto in Europa, anche nel resto del mondo. Purtroppo questo è conseguenza di quella che è la nostra realtà, soprattutto la realtà economica. Oggi la mancanza di una seria prospettiva da parte dei ragazzi all'uscita da quella che è il percorso scolastico è qualcosa che incide negativamente. Perché? Perché nel momento in cui io so di poter pregiudicarmi quella che è una mia prospettiva di vita, allora mi torna la consapevolezza o cerco di recuperare la consapevolezza. Ma se non ho alcuna prospettiva per il futuro, è chiaro che
perdere 5 anni della mia vita in carcere o quando va bene, perché quando va male ci rimani secco, è qualcosa che incide ancora di più su quelle che sono delle azioni senza alcun freno inibitore da parte dei giovani. Avvocato, grazie molte, grazie all'avvocato Fabio Crea, a presto e buon lavoro. E gli ospiti di questa sera a Focus: Mirko Casteller, Maurizio Conte, Isabella Dotto, Morena Martini, Antonella Tocchetto e Gianluca Zanotti. Grazie a Francesca Pezzo e a Italo Morano in regia. Buona giornata, arrivederci.